benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo i titoli. Disidratati e con gravi ustioni i 23 superstiti dell'ultimo naufragio sbarcati al porto di Catania dalla Ocean Viking hanno visto i loro compagni morire. Palma di Montechiaro rifiuta di lasciare un certificato medico. Dottoressa della Guardia Medica aggredita da un paziente. La CGIL in piazza per difendere la sanità siciliana. Servono più medici e infermieri, non solo telecamere. Caro voli, non bastano a tutelare chi viaggia gli sconti estesi a tutti gli scali dalla Sicilia. In vista di Pasqua, tariffe più basse di Natale, ma comunque insostenibili per le famiglie. Una nuova casa al posto della baracca. 13 famiglie della baraccopoli di Giostra oggi hanno visionato i nuovi alloggi che saranno loro assegnati. Il mondo parallelo di OnlyFans è la piattaforma dove si guadagna esponendo il proprio corpo, ma non tutte si arricchiscono. L'eleganza di Franca Florio in mostra a Favignana attraverso gli abiti della nobildonna palermitana rivive il mito della Belle Époque. Calcio, sconfitta netta per il Palermo che ieri sera è stato piegato 3-0 al Barbera dal Venezia, Corini contestato a fine gara. Il Catania ritorna al successo che mancava da quasi un mese in una soffertissima partita contro il Cerignola. Nel pomeriggio il Messina in campo a Latina. Dunque nella notte l'Ocean Viking ha sbarcato al porto di Catania 23 superstiti dell'ultimo naufragio. 2 sono ricoverati all'ospedale Cannizzaro, hanno visto i loro compagni morire. Eva Spampinato. Erano molto stremati perché il viaggio è stato molto lungo, da quelle poche notizie che siamo riusciti ad avere è stato un viaggio di quasi una settimana, non hanno mangiato per tanti giorni. Sono sbarcati al porto di Catania intorno alle 3 della notte scorsa i 23 superstiti di un naufragio lungo le rotte della speranza, anzi della disperazione. La nave Ocean Viking che li ha salvati doveva proseguire il suo viaggio fino ad Ancona, ma le condizioni degli uomini e delle donne richiedevano un intervento immediato e così si è subito messa in moto la macchina catanese dell'accoglienza e del soccorso con Croce Rossa, Protezione Civile, ASP e Questura. In 21 adesso si trovano qui al centro di prima accoglienza di via Forcile, mentre 2 sono ricoverati all'ospedale Cannizzaro. Molti sono arrivati disidratati e noi ovviamente li abbiamo accolti nel migliore dei modi. Uno di questi 2 ragazzi ha presentato positività al Covid, ma anche una patologia gastrointestinale, quindi probabilmente dovrà essere studiato e verrà ricoverato presso il nostro reparto di malattie infettive. L'altro invece presenta delle ustioni da carburante o verosimilmente da carburante ai glutei, alle ginocchia e ai piedi. Stando ai drammatici racconti dei naufraghi, sarebbero morti in 60. Sì, la cosa triste è questa. Le condizioni che hanno presentato questi ragazzi già dimostrano la grande estrema precarietà di questo trasbordo, perché le ustioni da carburante vuol dire che sono rimasti a contatto con liquido infiammabile per più tempo. Per questo motivo infatti abbiamo messo a disposizione appunto una psicologa, potenziando il servizio che già noi offriamo normalmente durante il lavoro che facciamo qui dentro. Intanto il via vai di pullman che trasportano migranti qui in via Forcile prosegue. C'è chi arriva da Porto Empedocle dopo essere sbarcato a Lampedusa e chi invece va via verso altri centri di accoglienza italiani. Si rifiuta di lasciare un certificato falso. Dottoressa della Guardia Medica aggredita da un paziente a Palma di Montechiaro. Davide Sardo. Non si arresta l'escalation di aggressione e di violenza a danno del personale sanitario, letteralmente in trincea, in ospedali e ambulatori spesso carenti di attrezzature e nelle piante organiche. Adesso bersaglio di un paziente è stata una dottoressa in servizio all'ambulatorio di medicina generale a Palma di Montechiaro nell'Agrigentino. Lina Petrucci sarebbe stata insultata e minacciata verbalmente da un suo paziente all'interno dello studio medico. Ad alterare l'uomo sarebbe stato il mancato rilascio di un certificato medico da parte della dottoressa. In verità, secondo quanto spiegato dal medico, lo stato di salute del paziente non sarebbe stato tale da giustificare un certificato medico che altrimenti sarebbe stato falso. Lui si è infuriato e ha coperto la dottoressa di insulti e minacce. La malcapitata è scappata via, si è recata in caserma e lo ha denunciato ai carabinieri.
A seguito di quanto accaduto, il presidente dell'Ordine dei Medici d'Agrigento, Santo Pitruzzella, ribadisce l'appello a predisporre degli appositi servizi di sicurezza nei presidi sanitari. E proprio oggi la CGIL manifesta in tutte le province per difendere la sanità siciliana e denuncia: servono più medici e infermieri, non solo telecamere e controlli. Emanuela Corsi. Noi che siamo in Trincea chiediamo l'aumento di risorse umane intendo medici, infermieri e personale di supporto. Contro le aggressioni nelle strutture sanitarie non solo telecamere e posti di polizia, ma più medici e infermieri. È l'appello della CGIL, che ha organizzato un sit-in in difesa della sanità siciliana in tutte le province dell'isola. A Catania i manifestanti davanti all'ospedale Garibaldi Centro denunciano la carenza di personale e pronto soccorso sovraffollati, che spesso diventano teatro di episodi di violenza e minacce nei confronti dei sanitari. Ma noi da tempo diciamo che bisogna potenziare la medicina del territorio, ovviamente più case di cura, più ospedali di comunità che erano oltretutto previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza, quelle potrebbero smaltire i pronti soccorsi, perché le aggressioni al personale sanitario avvengono proprio per gli affollamenti e la gente è disperata. Dietro questa carenza di personale c'è anche la grande fuga verso la sanità privata. È chiaro che molti medici stanno andando verso il privato perché vengono anche pagati meglio rispetto alla sanità pubblica. È chiaro che il numero chiuso nelle università è un problema, è ovvio che il tema del personale è un tema che va affrontato a 360 gradi, noi chiediamo più assunzioni, è chiaro che potenziare la sanità è potenziare praticamente la tutela del cittadino. Termini Imerese cade dalla lettiga e muore durante il trasporto a casa in ambulanza. La vittima è una donna di 85 anni che era stata appena dimessa dall'ospedale. Per il trasporto a casa i familiari si erano rivolti ad una ditta privata. Lungo il percorso la donna è caduta battendo la testa ed è deceduta per un'emorragia al capo. I familiari hanno presentato denuncia. Pasqua è vicina e torna il caro voli, stavolta in maniera più contenuta rispetto a Natale. Moderato anche l'impatto degli sconti regionali allargati dai 2 giorni ai voli da e per la Sicilia da tutti gli aeroporti italiani. Manlio Viola. Prezzi ballerini per i voli da e per la Sicilia a 2 giorni dal lancio della nuova tornata di aiuti e sconti della regione per i residenti dell'isola che devono viaggiare. Appena 48 ore fa il presidente Schifani ha annunciato l'allargamento degli sconti ai voli da e per l'isola da tutti gli aeroporti italiani, dopo l'esperimento che da Natale ad oggi ha riguardato soltanto i voli da e per Milano e Roma. Il 25% di sconto per tutti i residenti, il 50% per le categorie speciali, ma anche per Pasqua gli sconti vengono in gran parte assorbiti dagli aumenti dei prezzi dei biglietti per le feste. Un volo da venerdì al lunedì di Pasqua per Palermo o Catania e ritorno dai principali aeroporti italiani, oltre Roma e Milano, Bologna, Torino, Genova e Verona, costa in media fra i 230 e i 260 euro a persona. Prezzo ragionevole rispetto a quelli di Natale, ma che comunque rende difficoltoso spostare una famiglia, ad esempio, di 4 persone. La regione è cosciente che non basta e lo stesso Schifani ammette che occorre rompere il sistema delle concorrenze. Solo se cresce l'offerta caleranno i prezzi, ma non basta la nascita di Aero Italia, la cui offerta non preoccupa minimamente le compagnie che già operano sulle tratte siciliane. La regione non sembra invece intenzionata a prendere in esame la proposta Ryanair, che non ha aderito agli sconti e che chiede di abrogare le tasse regionali, provinciali e comunali di imbarco e di soggiorno. Maurizio Croce si è dimesso da consigliere comunale agli arresti domiciliari accusato di corruzione. Croce, in passato assessore regionale e candidato a sindaco di Messina, nell'ultima campagna elettorale ricopriva anche il ruolo di responsabile della struttura contro il dissesto idrogeologico della Sicilia, incarico per il quale è già stato sollevato dal governatore Schifani, che lo ha sostituito con il dirigente Salvo Lizio. Dalla baracca ad una nuova casa, 13 famiglie della baraccopoli di Giostra a Messina stamattina hanno potuto visionare gli alloggi che sono stati loro assegnati. Francesco Triolo. Dalle baracche ad una casa vera, l'ex lavatoio di Giostra è una delle baraccopoli più degradate di Messina, dove si vive in condizioni di assoluta precarietà. A 7 famiglie considerate fragili lo scorso luglio sono stati assegnati nuovi appartamenti, ma lì vivono ancora 13 nuclei familiari, 42 persone che oggi hanno visionato le case che la struttura commissariale del governo per il risanamento insieme al comune di Messina e Darisbè è riuscita a reperire per spostarli da lì. Entro qualche mese queste saranno le loro nuove case.
Quando ho visto la mia casa hanno aperto solamente la porta, era al buio. Un'emozione bellissima, appena hanno alzato la tapparella, bellissimo, sento mia figlia gridare questa sarà la mia camera perché mia figlia è soggetto fragile, è una casa bellissima e poi una casa è casa, dico, io qua quando dormivo mi arrivava anche l'acqua di sopra, io tutto oggi ho timore che quando piove mi controllo se mi entra acqua. Sono belle, la verità, con fronte alle baracche sinceramente le case sono belle, sì sicuramente, questo sì, la polizia crescono diversamente. Si tratta di uno dei passaggi più importanti del risanamento della città che prosegue spedito. In quell'area adesso si potrà demolire tutto e pensare magari ad uno spazio da destinare alla comunità, valorizzandolo grazie alla presenza proprio accanto di quella che viene considerata la tomba di Antonello da Messina. Il prossimo passo sarà quello di demolire e restituire quest'area alla città. Vedremo insieme all'amministrazione comunale come riqualificare quest'area. D'altronde qui c'è una palestra a 5 metri e siamo praticamente accanto alla presunta tomba di Antonello da Messina. E ancora a Messina la polizia ha interrotto una corsa clandestina tra cavalli rompendo a San Filippo all'alba di ieri, dove centinaia di persone stavano partecipando o osservando la gara fra due calessi. L'intervento degli equipaggi della polizia ha determinato il fuggi-fuggi generale, in particolare degli scooter che durante la corsa affiancano i cavalli. Sono stati identificati i fantini ed i proprietari dei cavalli, tutti denunciati alla procura di Messina. E adesso parliamo della disperata situazione delle carceri in Italia e in Sicilia. L'MPA ha aderito alle iniziative di Nessuno Tocchi Caino, che vogliono sensibilizzare sulla condizione di sovraffollamento. Marco Carli. Rendere note le condizioni di sovraffollamento delle carceri, sensibilizzare sul crescente numero dei suicidi, 24 dall'inizio dell'anno, una volontà precisa di Nessuno Tocchi Caino, Lega Internazionale di Cittadini e di Parlamentari. Chi di dovere, questa è la volontà, prenda le decisioni adeguate su una situazione che va via via aggravandosi e che sta arrivando ai livelli che portarono 10 anni fa alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea per i diritti umani. Così nasce anche una proposta di legge. Abbiamo voluto limitare la proposta di legge al sovraffollamento. Tenete presente che noi in Italia siamo andati vicini alla vera riforma dell'ordinamento penitenziario e sempre per questioni elettoralistiche, per paura di perdere voti, quella riforma non si fece. Il Movimento per l'Autonomia ha aderito al grande satyagraha proclamato da Nessuno Tocchi Caino e che ha preso avvio il 21 gennaio con uno sciopero della fame a cui partecipano centinaia di cittadini e detenuti. Abbiamo un sovraffollamento insopportabile delle carceri, carenza di personale tra le guardie carcerarie, come ben sappiamo, perché dobbiamo considerare anche la loro condizione, molti episodi di violenza, un disagio tale che poi comporta, come sapete, un altissimo numero di suicidi. Devono essere rieducati, devono espiare dignitosamente la loro pena e non vivere in condizioni che di umano hanno poco. Ad Acireale 11 lavoratori in nero e altri 6 irregolari sono stati individuati in un bar pasticceria. Gli assunti in nero lavoravano come cuochi, banconisti e camerieri senza contratto. Agli altri 6 la retribuzione veniva corrisposta in contanti e con orari più lunghi di quelli ufficialmente segnalati. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, restate con noi, subito dopo parleremo del mondo parallelo di OnlyFans. Sono sempre più numerose le ragazze che tentano di arricchirsi su OnlyFans, la piattaforma social per adulti esplosa ai tempi della pandemia, ma solo in poche guadagnano davvero. Desiree Ferlito. Una persona può guadagnare 2.000 euro come 100.000, dipende ovviamente da tantissime cose. Guadagnare attraverso l'immagine del proprio corpo o la fantasia dello stesso, facilmente e senza rischi. Parliamo di OnlyFans, per chi non lo sapesse la piattaforma di social media più proficua del momento, tanto da attirare sui creator di maggiore successo le attenzioni del fisco.
Infatti OnlyFans promette guadagni sui contenuti più o meno sessualmente espliciti e crea un mercato che vale 5,6 miliardi di transazioni l'anno e attira le più disparate categorie: studentesse, professioniste e modelle. Penso che ognuno sia libero di fare quello che vuole col proprio corpo, magari io non lo farei, però qualcun altro sì, va bene così. Chiunque può tentare di arricchirsi nel mondo parallelo di OnlyFans. Se una persona vuole non vendere il proprio corpo, ma è consenziente nel far vedere il proprio corpo in giro sul web, secondo me va bene così, basta che la persona è a posto con se stessa e con cosa sta facendo. Paghiamo le tasse, non facciamo del male a nessuno, si difendono i protagonisti. Dall'altro c'è chi dice di quest'acqua non ne bevo e grida allo scandalo. Uno schifo completo. Madonna mia, veramente così sono arrivati? Ma tu sai che c'è gente che riesce a guadagnare anche fino a 30.000 euro al mese? Vabbè, con gente malata. Non esiste una persona, c'è un uomo che fa una cosa del genere. Meglio guardare una donna da vivo, no? I contenuti espliciti sono a portata di un click, o per meglio dire di una carta di credito. Basta registrarsi, impostare il metodo di pagamento e accedere ai contenuti esclusivi dei creator preferiti dietro il pagamento di un abbonamento, che va da 5 euro a 50 euro. Sono ammesse ogni tipo di richiesta, gettonatissime ad esempio le foto dei piedi, a cui è dedicata un'intera categoria. Hanno sollevato curiosità le ultime dichiarazioni della starletta Antonella Mosetti. Mi danno 2.000 euro per una foto dei piedi con la schiuma da barba. Ma l'obiettivo di diventare ricchi su OnlyFans è solo un'illusione. I creator di contenuti guadagnano infatti una media di 180 euro al mese. Conosci magari? No. Ho fatto delle idee su chi potrebbe averlo in classe nostra, però non posso dire. Un ragazzo incontra una ragazza. E dalle piattaforme social di oggi all'eleganza eterna di Franca Florio, moglie di Ignazio Florio, l'uomo più ricco e importante della Sicilia di fine Ottocento. Una mostra a lei dedicata a questa donna bella e intelligente, considerata la regina della Belle Époque. Laura Spanò. Favignana celebra l'eleganza di donna Franca Florio, lo fa con una mostra permanente inaugurata nel palazzo che fu proprio residenza della famiglia Florio sull'isola. Le sale di Palazzo Florio accolgono 4 riproduzioni sartoriali di abiti e monili indossati da donna Franca, una celebrazione della bellezza e dell'eleganza nel periodo della Belle Époque, sullo sfondo di una Palermo sfavillante e ricca di fermenti a cavallo tra 800 e 900. Principale attrazione dell'esposizione è la riproduzione dell'abito indossato da donna Franca nel ritratto realizzato dal pittore Giovanni Boldini, donato da Prada Group al comune di Favignana. L'originale è conservato presso la Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, e poi ancora 3 vestiti realizzati dalla sartoria del Teatro Massimo di Palermo nell'ambito di un progetto promosso dall'area marina protetta Isole Egadi con fondi del Ministero della Cultura. Grande apprezzamento per l'iniziativa è stata espressa da Chico Paladino Florio. Favignana, come al solito, è sempre puntuale in questi eventi legati alla famiglia, eventi che danno risalto a quest'isola e soprattutto nella conservazione di quello che è la storia di quest'isola. Alla mostra si aggiunge un ulteriore allestimento al primo piano dedicato alle attività economiche condotte dalla famiglia Florio nella Sicilia occidentale. Attraverso iPad di ultima generazione sarà possibile effettuare dei tour virtuali nei principali siti produttivi e luoghi diventati celebri. Ci avviamo alla completa musealizzazione di Palazzo Florio, è un'offerta nuova di qualità culturale, storica, di memoria che noi diamo ai visitatori e a quanti scelgono di venire nelle nostre isole, che assieme all'ex stabilimento Florio troveranno un percorso quasi completo quando sarà restaurata anche la chiesa di Sant'Antonino dell'itinerario storico-culturale dei Florio. All'inaugurazione ha partecipato anche una rappresentanza della scuola dell'infanzia primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo Antonino Rallo. E come ogni sabato, dopo il TG andrà in onda Il Punto, la trasmissione di politica e attualità condotta dal collega Luca Ciliberto, che è qui, che mi ha raggiunto in studio. Luca, oggi avrai un ospite che da diversi anni non rilasciava dichiarazioni ufficiali. Di sì, insomma, rompe il silenzio, l'abbiamo presentato così dopo 6 anni circa, non vorrei sbagliarmi. Ospiteremo Rino Pulvirenti, ovviamente per parlare di
Carovoli, compagnie aeree, ma per raccontare anche la vicenda Winjet a distanza di tanti anni, diciamo dalla fine, da quando la compagnia non ha più volato. Ovviamente parleremo, ci sarà una parentesi ampia anche dedicata al calcio, al Catania, quindi insomma ci sarà tanto da parlare. Giornalisti, lui sarà l'ospite ovviamente, non facciamo quasi mai una puntata mono ospite, però insomma credo che questa volta meriti, anche perché c'è attenzione, l'abbiamo notato da quando abbiamo presentato per la prima volta l'ospite, quindi insomma vedremo e restate ovviamente sintonizzati perché ci saranno tante novità anche nel racconto. Calcio, fra l'altro calcio e Carovoli, due temi che stanno molto a cuore sulla pelle, ai nostri telespettatori. Dunque, grazie Luca Ciliberti, tra poco dopo il TG il punto. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Siamo alla pagina sportiva, il Catania ritorna al successo che mancava da quasi un mese in una soffertissima partita contro il Cerignola. Vittoria sporca, vittoria sofferta, col brivido, comunque la si veda, vittoria, che può servire anche a riannodare il filo con la fortuna, oltre ad avere un'importanza capitale per la classifica e per il morale. Vittoria che, va detto a chiare lettere, non nasconde le consuete pecche del Catania, fisiche, di gioco, soprattutto mentali. Nella ripresa dopo il pari il Cerignola ha avuto le chance per vincerla, ma alla fine i sorrisi sono per gli etnei, a partire da quello di Chiricò, che ha messo a segno il rigore dell'1-0, tornando al gol dopo quasi 3 mesi. Sono veramente felicissimo, soprattutto per la vittoria, ma poi finalmente è arrivato il gol in un momento delicato della stagione, no? Questa partita per noi oggi era veramente troppo importante. Il 2-1 col Cerignola, un successo che in campionato mancava da quasi un mese, matura dopo un secondo tempo in cui il Catania si ferma, abbassandosi e disunendosi. L'avvisaglia è un gol divorato da Malcore al secondo minuto. Il bomber dei pugliesi non sbaglia però poco più tardi, fa 1-1 e manda il Catania in bambola. Ci sono stati 10 minuti senza... Non voglio essere presuntuoso, soltanto io potevo capire quello che stavano provando, perché passano gli anni ma la tensione e l'adrenalina che ti può dare questo campo in un senso o nell'altro è quella. Dunque c'è stato un momento che avrei dato tutto me stesso per aiutarli, per spingerli. Nel momento più difficile però, ecco Zammarini, è una bella azione dei rossazzurri. 2-1 che vale tanto, come detto, nonostante la prestazione. E adesso si pensa al Padova per la Coppa, probabilmente con un Di Carmine in più. Sconfitta netta per il Palermo che ieri è stato piegato per 3-0 al Barbera dal Venezia. Corini contestato a fine gara. Marco Gullà. Mortito non crea gioco e non tira in porta. Ripresa, Corini mette dentro Aurelio, Vasic e Graves. La musica non cambia e Caroni di testa colpisce la traversa. Occasione sfumata, la formazione di Vanoli è ben messa in campo e rischia poco. Il Palermo è mai al tappeto, il Venezia fa tria. La posizione del tecnico è in discussione. E nel pomeriggio il Messina gioca a Latina, una gara fondamentale per raggiungere la zona play-off. Sergio Colosi. Il Latina ci sta da tempo, il Messina invece vorrebbe entrarci. Il tema della sfida del Francioni sono i play-off e i 3 punti di oggi pomeriggio valgono tanto per entrambe le squadre, con quella di Modica che al più presto vuole festeggiare anche la salvezza diretta dopo averla blindata. Insieme ad Emmausso, che sconta la seconda e ultima giornata di squalifica, sono rimasti in Sicilia gli infortunati Plescia, che ha anche influenzato, e Civilleri. Tornano disponibili invece Manette in difesa e Piana per la panchina. Modulo 4-3-3 con Fumagalli in porta, reparto arretrato con Manette e Dumbravanu centrali, Lee e Ortisi sulle fasce laterali. A centrocampo Franco, Firenze e Frisenna, in attacco Rosafio, Zunno e il capitano Ragusa. Latina che ha vinto 4 delle ultime 7 partite, mentre il Messina gioca meglio in trasferta, dove in 8 viaggi ha ottenuto 4 successi, 3 pareggi e l'unico stop a Giuliano. Nei 4 precedenti nel Lazio, una sola vittoria ospite l'anno scorso 0-2, arbitro Gabriele Sacchi di Macerata, che non ha mai diretto la formazione peloritana, che sabato prossimo tornerà al Francoscoglio per ospitare il Foggia e per alimentare il sogno dei play-off ha bisogno di uscire quantomeno in battuta da Latina.
È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al punto condotto da Luca Ciliberti. Tra gli ospiti, lo ricordiamo, l'ex patron della Winjet Nino Pulvirenti. Grazie a tutti, un buon pomeriggio.